quindi da qui in questo momento si incominciano a vedere le costruzioni del borgo. La viabilità, ecco, un marciapiede, o comunque, ecco una viabilità antica, originaria, delle cisterne, un pozzo. Ecco, questi sono gli scavi nel borgo. Emerge quindi finalmente il borgo medievale. Il villaggio medievale sta uscendo fuori e speriamo di riuscire a tirar fuori il più possibile. Ecco, diciamo, questa è una costruzione, qui si vede addirittura la soglia e niente, gli scavi sono proprio allo stato iniziale, quindi naturalmente molto devono ancora dirci. Ecco altre immagini. Per esempio, qui si può osservare la muratura spartana delle costruzioni. Veniva utilizzata la roccia tagliata anche per risparmiare, che poi non so fino a che punto si risparmiasse, comunque veniva tagliata. E quindi qui ripartiva la muratura sopra la roccia, che è essa stessa parete. Ecco, quindi la campagna di scavi in corso, anche se ancora nella sua fase iniziale, conferma in modo inequivocabile l'esistenza di un villaggio organizzato arborense, non soltanto militare, probabilmente di epoca anteriore alla nascita del Mastio, e che si sviluppa adagiandosi sulla superficie del colle. Quindi noi speriamo che ulteriori finanziamenti consentano di completare l'esplorazione e il restauro delle costruzioni del borgo, per poter costituire un eccezionale ed unico parco archeologico medievale. Ringraziamo l'ingegner Bordicchia, queste immagini sono state molto interessanti e penso che negli interventi del pubblico che ci saranno successivamente avranno diverse domande. Io sicuramente avrò qualche domanda da farle. Concludiamo la parte relativa ai lavori attuali con l'intervento della dottoressa Letizia Coccianelli dell'Università della Sapienza di Roma. Diciamo l'intervento doveva essere della Stasolla, se non ricordo male, quella che ha curato gli scavi archeologici. Quindi diamo la parola alla dottoressa Coccianelli. Innanzitutto desidero scusarmi per la mia assenza dovuta a gravi ed inaspettati problemi familiari e ringrazio Letizia Cocciantelli per aver accettato di dare lettura di questo mio intervento. Vorrei infatti provare a dare un aggiornamento del work in progress delle indagini archeologiche al Castello di Monreale. Tali indagini, condotte da un'equipe dell'Università di Roma Sapienza, si avvalgono della presenza costante di Gabriella Uccheddu, Giulia Maggiore, Letizia Cocciantelli e di studenti dei corsi di laurea in archeologia dell'Università di Roma e di Cagliari, grazie alla disponibilità dei colleghi Rossana Martorelli e Fabio Pinna, di specializzandi della Scuola di specializzazione in beni archeologici dell'Università di Roma Sapienza, per i quali questo rappresenta un vero e proprio cantiere scuola. Tutto questo è stato possibile grazie al Comune di Sardara, che ha agevolato in ogni modo la nostra presenza con disponibilità e cortesia. A nome di tutti coloro che si sono prodigati per noi, vorrei ringraziare Pierpaolo Corrias, la cui presenza discreta è stata da tutti apprezzata. Insieme a Francesca Carrada, che a Monreale tanto ha dedicato in tempo, studi e competenze, desidero ringraziare Roberto Bordicchia, una direzione di progetto illuminata che raramente si riscontra nella difficile coesione tra progetti di restauro e ricerca archeologica. Un ringraziamento infine alla Soprintendenza per i beni archeologici, alla ditta e agli operai con i quali condividiamo la quotidianità ed il caffè sullo scavo, sempre solleciti e cortesi. Noi come archeologi abbiamo come dovere primario quello di ricostruire la storia non scritta, quella che parla spesso solo attraverso le pietre e la terra. Ricostruiamo una storia che appartiene a tutti, ma in primo luogo ai discendenti di coloro che l'hanno fatta, ed in questo caso coloro che abitano in questi luoghi. Questo è il senso della nostra presenza, che non vuole portare un pezzo di Sardegna lontano da qui, ma che vuole piuttosto mettere le nostre competenze al servizio di quel pezzo di Sardegna cui siamo molto debitori per lo sviluppo, nel corso del Medioevo, di una cultura materiale di straordinario interesse, un ponte tra le varie sponde del Mediterraneo occidentale, come ben emerge anche dalle nostre ricerche.
Quindi vorrei darvi alcune anticipazioni sui primi risultati delle nostre indagini, ancora in corso di realizzazione e quindi suscettibili di ampliamenti e completamenti. Lo scavo, a partire dall'autunno 2008, ha interessato in primo luogo il Mastio del Castello, dove sono stati indagati ambienti solo parzialmente interessati da indagini precedenti, consentendo quindi il recupero della planimetria della fase finale del castello, con la presenza di ambienti aggettanti attorno ad un cortile centrale. Questo si presenta ripartito in 3 settori, a quota progressivamente crescente, così da seguire la conformazione del terreno, ma anche da offrire articolazione e armonia alla teoria degli ambienti, per lo più a 2 piani, che sfruttano anche i muri perimetrali. L'approvvigionamento idrico del castello e dei suoi abitanti era garantito da un sistema di cisterne, con imboccatura dai cortili e sistema di controllo della conservazione delle acque. Anche le derrate cerealicole erano conservate per lo più sfruttando le cavità ipogee. Ne fa fede il silos, oltre, con ogni probabilità, una struttura in elevato in muratura. Nell'ambiente alfa, la pulizia del deposito archeologico residuo ha messo in evidenza la presenza di buche di palo relative ad una struttura lignea utilizzata per il sostegno di una scala, sempre in legno, per il raggiungimento dei piani superiori lungo il muro perimetrale ovest del mastio. L'approfondimento dello scavo al di sotto del piano di spiccato della struttura semicircolare addossata all'angolo nord dell'ambiente ha consentito di proporne una interpretazione come un silos per il deposito delle derrate, stante anche l'accuratezza dell'intonaco interno. Nel vicino ambiente K, la ripresa dello scavo ha evidenziato la presenza di un deposito archeologico con fasi di XVI secolo, al di sotto del quale è stato evidenziato un piano pavimentale in malta con materiale databile tra XV e XVI secolo. Una terza fase di vita, sempre rappresentata da un piano di frequentazione, presenta materiali databili tra XIV e XV secolo ed è costituita da bozze irregolari in scisto alloggiate in abbondante argilla. Contestuale a questo piano pavimentale è la trincea di fondazione dell'attuale muro perimetrale del mastio. Al di sotto della pavimentazione di inizi XIV secolo e quindi anteriore all'attuale ripartizione architettonica dello spazio vi è il deposito stratigrafico dell'ambiente K, che si articola in ambiti diversi. Proseguendo verso est, l'ambiente Iota ha restituito il crollo delle pavimentazioni lignee dei piani superiori. La sequenza stratigrafica ha permesso di ricostruire le modalità del crollo ad andamento progressivo. Prima il tetto sul solaio del terzo piano, che doveva essere in legno, quindi questi sul solaio del secondo piano. Solo in un momento successivo l'intera struttura appare collassata insieme ai muri divisori degli ambienti. Al di sotto di tali crolli è stato portato alla luce un potente strato di butto, con abbondantissimo materiale organico e ceramica databile tra XVII e XVIII secolo, che aveva invaso tutto l'ambiente e al di sotto è stato individuato un piano pavimentale in terra battuta, ricco di frammenti ceramici di XVII secolo. Questo strato copriva un pavimento in lastre di trachite di serrenti, rettangolari e provviste di alette di incasso, dello stesso tipo che costituisce la pavimentazione del primo cortile all'ingresso del mastio. Un frammento di lustro valenzano incastrato sotto una lastra consente di datare tale pavimentazione tra XVI e XVII secolo. Una lacuna del pavimento consente di leggere una sequenza stratigrafica di pavimentazione alternate a strate d'interro al di sotto delle lastre di trachite, ma è stato comunque deciso di non smontarle. Di non smontare la pavimentazione, l'unica al momento presente negli ambienti del castello.